Ok, parte a Beppe. Beppe, tu sei Fred Weasley, lui è Apu. Mandami il beat io anche, li facciamo partire a tempo. Yeah. Ci sei? 3, 2, 1, tempo! Sono Ron Weasley, ti sto colpendo. Onestamente fra tu non sei bello. Se ti vendessi il cappello parlante e te lo mettessi in testa, la casata che ti assegna è subito bidello. La mia roba è troppo dura. Sono siciliano, mi piace la carruba. Tu sei un ubriacone, con la bacchetta di sambuco ti bevi la sambuca. Cosa cazzo fai? Fratello, non mi batti in questo gioco del freestyle. Appena inizierà a parlare Crono sicuramente sarà tipo Salvo by Night. Ok, Ron Weasley, fratello a caso, te l'ho già detto che sopra questo palco sono spawnato. Ma perché mi hanno detto di essere la Gingered se assomiglio di più io ad Apu? Onestamente frate non mi fotti, ti ho sconfitto. Guarda frate, sei giallo tipo Simpson. Guarda come tiro dritto. Il tuo negozietto del cazzo brother non mi ha convinto. Come cazzo fai adesso brother? Apriti un cazzo di negozietto cretino. Ti apri un negozio fratello e dopo vendi le bacchette dentro al librino. Ok, questo era Beppe, o meglio Fred Weasley dei Giri Vispi Weasley. In risposta abbiamo Crono che impersonerà Apu del Jet Market. Il beat è lo stesso. Ehi, Crono ci sei? Ehi, aspetta un secondo che ti do la quartina. Al 3, 2, 1, tempo! Io me la suono e me la canto. Tu mi assomigli ma di originale ce n'è uno soltanto. Yes, come finisce se la presa? Vuoi venire a lavorare nella mia azienda? È così che faccio il rime, stati muto. Sanno tutti quanti che in freestyle tu sei un cornuto. Sei un ladro, uno sfigato, ma comunque il dipendente migliore che abbia mai avuto. È così che faccio il rime con il cuore. Lo c'è munito che vuole fare il rime muore. Il tuo culetto è come il mio negozio, ovvero aperto 24 ore. È così che va alla fine, mo ci vado piano. Pronito mo ti sbrana. Per la conta invece del pari o dispari la prossima volta, boh, facciamo all'indiana. È così che faccio il rime, perché d'altra parte porto queste rime più contorte. Io sono troppo forte, sono Apu, non devo dire niente. Sapete quanto è gnocca mia moglie? Hai ancora 10, hai ancora 10 secondi. Yes, muto. Sono finiti. Il negozio lo chiudo. Ok, va bene. Io adesso... Ci sei? A posto? Ok. No, ora abbiamo i 4 quarti, abbiamo 2 minuti di 4 quarti. Non so se... Liberi? Io vorrei... Non lo so, sono indeciso se farveli fare liberi o se farvi continuare a impersonare. Voi che dite? Ma sempre gli stessi personaggi? Ma sempre gli stessi, cambiati. No, i personaggi rimarrebbero gli stessi. Preferite liberi? Il popolo è sovrano. Senato, come diceva quello, Senato. Vabbè, gli faccio fare 4 quarti liberi. Secondo me sarebbe stato carino. Però va bene, non importa. Ce l'abbiamo il Beat. Ce lo mandi, grazie io. Prima ha iniziato Beppe mi pare, quindi adesso inizia Crono. Cronito della sacra scuola di Okuto, tutte quante delle chiudo, tu mi devi stare muto, io ti batto di sicuro. Sei il Pokémon più fastidioso di tutti, sei dito nel culo. Dito nel culo, tu sei troppo trash. Beppe te lo dice fratello, è troppo fresh. Ti sei dimenticato gli ultimi 10 secondi di preparazione, forse li hai scordati al Fight Club. Yes, li ho scordati al Fight Club. Cosa posso dirti frate? Ciao. Questo qui è tutto fumato. L'ho visto dietro con un Bulbasaur. Quale Bulbasaur? Sei tu lo stronzo. Onestamente adesso da sto palco io ti sposto. In una settimana ti sei fatto tutti i contest del mondo. Non usa la coca, usa la polvere di Pollon. La polvere di Pollon. Ok, va così, perché d'altra parte chiamo il Mayday. Uso la polvere di Pollon e a vendermela sono direttamente gli dei. Dei, perché la mia roba è leggendaria. Invece tu non hai metrica, la tua è solo epica. È così cattivo che va a casa di un amico e dopo gli gira il lato della carta igienica.
ok, non si dice cattivo, si dice villain. E così che faccio rime, respira, this is my hero academia. Cosa cazzo dici villain, dice cazzate, più che manga devono darti mangate, manganate, basta il culo pazzo, io ti butto fuori da questo palco come fossi cazzo. Yo, tu fai schifo fratello, mi dai un po' il vomito? Leonito quando il rap è sempre il solito. Questo mi ricorda il fratello di rapper, ovvero Ace. Ti faccio un buco nello stomaco. Ah ok, fratello fanculo. Onestamente frate, tu sei un bue. Ci chiamiamo allo stesso modo e ti ricordo che sto palco non c'è spazio per tutti e due. Yo, è normale, io muoio. Ci chiamiamo entrambi Beppe, ma di Beppe ce n'è uno solo. Yes, alla fine crei disagio. È il mio nome e ti volevi rubare il mio personaggio. Il mio personaggio tu sei cazzo cringe. Onestamente guarda vado avanti frate clean. Cioè posto solo per uno qui. E infatti sono talmente mexano, sono Jesse McCree. Yes, minchia, complimenti Crono ti picchia. Jesse McQueen contro Jesse Pinkman. Io quando le postate ti ho schiacciato. Sei la mente di Breaking Bad contro di me spacciata. Sono mini Jesse Pinkman, fatti da parte. Adesso Beppe però ti fa le scarpe. Tu sei talmente ignorante in inglese che fai uno spoiler e dici alla fine muore Walter. Ok! E fate ancora un po' di casino per questa battle. Preferito l'1, al mio 3 vi chiedo di urlare. Chi grida per l'uno non grida per l'altro tendenzialmente. Quindi se avete preferito Crono alla mia sinistra, al mio 3, 1, 2, 3. Se avete preferito Beppe alla mia destra, al mio 3, 1, 2, 3. Ok, grazie della votazione, grazie a entrambi i ragazzi. Io e Anastasio abbiamo un'idea abbastanza chiara sull'esito della battle. Ve lo diciamo dopo. Ciao ragazzi, Grazie. divertitevi!